30 carabinieri che vengono al centro trasfusionale di Mestre e tutti assieme donano è sicuramente un messaggio importante. Nelle scorse settimane 42 carabinieri della caserma di Mestre hanno effettuato le visite di idoneità per diventare donatori Avis. Ora una trentina di loro ha fatto la prima donazione al centro raccolta dell'ospedale dell'Angelo. È un atto spontaneo che è partito all'interno della caserma qui di Mestre, ritrovandoci a parlare con gli altri militari abbiamo scoperto che alcuni erano già donatori e spontaneamente ci siamo chiesti come organizzarci visto che tanti eravamo interessati a farlo e da qui i contatti con l'Avis che ci ha predisposto 2 giornate per le visite medie e quindi da oggi poi inizieranno una serie di incontri con cui donare in sangue. I 2 pomeriggi di idoneità e donazione sono stati organizzati dall'Associazione Donatori di Midollo Osseo di Venezia all'interno di un bando di progetto con la Regione Veneto in collaborazione con l'Avis provinciale e l'Avis comunale Mestre Marghera. All'interno di un progetto ha coinvolto il servizio di raccolta convenzionato Avis provinciale per realizzare situazioni del genere. Gli aspiranti donatori, tutti dell'Arma, arrivano da vari Avis del territorio comunale e 2 di loro si sono già tipizzati durante la visita di idoneità. Hanno dato cioè il consenso per un'eventuale chiamata in caso di necessità di midollo osseo. È sicuramente anche un messaggio importante perché la donazione rimane un aspetto importante e speriamo anche con il nostro concorso di favorire appunto nuove adesioni.